Animals in the Future è uno spettacolo che era a Dubai, l'abbiamo portato per la prima volta in Italia, ha un'esclusiva che praticamente non è mai stato realizzato in questa maniera. Il villaggio di Natale di Jesolo ospita fino all'8 di gennaio Animals in the Future, il progetto innovativo di Diana Orfei, nota animatrice circense, che riprende gli ologrammi degli animali trasformandoli da contenuto riempitivo a spettacolo vero e proprio. La gente entrerà, troverà una rete olografica di 14 metri per 4 e lì verrà riprodotto questo show di animali di terra piuttosto che di acqua che vedranno direttamente davanti di loro senza bisogno di occhialini, quindi a occhio nudo si vivranno questa magica esperienza. La città balneare diventa il simbolo dell'innovazione questo inverno, accogliendo nuovi spettacoli di intrattenimento che approdano per la prima volta in Italia, richiamando così migliaia di visitatori, i quali continuano ad animare la città lungo le vie e le piazze principali. Abbiamo avuto tantissima gente, tantissimi visitatori tra Piazza Aurora con la casetta di Babbo Natale stupenda quest'anno, con tutte le varie attrazioni, Piazza Mazzini sempre magica e il mercatino. I visitatori hanno potuto trovare una grandissima offerta e hanno scelto questa meravigliosa città che merita. E l'intrattenimento jesolano continua anche a gennaio. 3 gennaio ci sarà il mio spettacolo, il Diana Orfei Show, che è uno spettacolo di circo con clown, giocolieri, mangiafuoco, piuttosto che le magiche bolle di sapone, la magia, tutto quello che è l'intrattenimento per i bimbi, oltre che alle majorette che sfileranno e altri intrattenimenti vari che saranno fatti su tutto il villaggio, Piazza Aurora, Piazza Mazzini e il collegamento.